Pensavano di arredare con i propri mobili un lussuoso hotel di Miami in Florida, ma quello che avevano davanti non era un architetto, anzi, quel 65enne di Castelfranco che si spacciava come arredatore di interni e aveva già intascato 7.500 euro per le prime spese, non era nemmeno laureato. A cadere nella truffa sono stati 3 mobilieri di Castelfranco Veneto, Romano De Zelino e Campodoro. I carabinieri hanno denunciato il finto architetto per truffa e sostituzione di persona, ma l'attività del fantasioso truffatore non si fermava qui. In un altro caso si è proposto agli organizzatori della manifestazione Miss Città Murato come procacciatori d'affari, ma anziché limitarsi a reperire sponsor, stipulava con questi falsi contratti pubblicitari, intascando del denaro e poi pretendendo dagli organizzatori della manifestazione il pagamento della sua prestazione d'opera. Insomma, l'ipotesi dei carabinieri è che possano esserci altre truffe e altri truffati. Pensiamo quindi che ci sono altri imprenditori truffati che invitiamo senza timore o vergogna a presentare presso il nostro comando di Castelfranco o altri comandi dell'Arma denuncia per i fatti accaduti.